Ottica Matteo è uno storico negozio veneziano, aperto la prima volta nel dicembre 1988 in Salisada San Pantalon a Santa Croce. Ad agosto ha deciso di spostarsi in un nuovo spazio, a pochi passi dal precedente. Il nuovo negozio è stato arredato utilizzando legno di bricole dismesse. Lo spostamento è avvenuto a causa di esigenze che Matteo, il titolare, ci racconterà. Allora, le esigenze sono state quelle di dare una svolta, di ripartire un lancio di metrature. L'ambiente dove eravamo prima erano due locali attigui, però ben separati, quindi era difficoltosa la situazione. Punto fermo non era andare via dalla zona, perché comunque sono 36 anni che ci siamo e per fortuna si è aperta questa possibilità qua, presa al volo in quanto è un nuovo locale che ha la metratura praticamente di prima, ma in un ambiente unico, anche qualcosa in più, e soprattutto altezza e anche la libertà, diciamo, di una vetrina estremamente ampia che sfocia in una caratteristica Rio con giardino, quindi è una cosa unica, direi. L'idea delle bricole in realtà è uscita da mia moglie e volevamo, diciamo così, riuscire a portare una cosa caratteristica della città in cui viviamo, ridare vita a un prodotto, a un materiale che ha una sua storia, ha avuto un suo utilizzo, poi viene dismesso e lasciato là. Allora, diciamo così, abbiamo voluto sfruttare questo materiale ridando vita e ricreando, diciamo, comunque un ambiente che si ricolleghi alla città in cui viviamo.